Bene, buonasera. Sono l'ammiraglio Romani, sono il comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi e del Presidio di Venezia, Presidio della Marina qui di Venezia. È un vero piacere per me stasera poter fare gli onori di casa qui per questa serata organizzata dalla società Dante Alighieri, Comitato di Venezia, per questa appunto serata dantesca in Arsenale, quindi in uno dei più importanti luoghi danteschi di Venezia. Qui voi sapete bene che appunto Dante ha descritto l'Arsenale con una efficacia veramente mirabile. Quando si leggono le terzine che sentiremo fra poco, si ha l'impressione appunto di vedere gli arsenalotti lavorare, di vedere gli alboranti, di vedere i marangoni che trafficano con la pece, con la stoppa per fabbricare gli scafi. Quindi è sicuramente uno dei luoghi più appropriati per una serata dantesca qui a Venezia, e quando mi hanno proposto di organizzare questo evento ho pensato fin da subito che fosse veramente estremamente suggestivo e emozionante poter ascoltare le terzine del XXI canto dell'Inferno qui in un luogo che 7-8 secoli fa, ai tempi di Dante, era già quello che è oggi, quindi l'Arsenale. Penso che non vi siano molti luoghi nel mondo che hanno mantenuto per 8 secoli, quasi 9 secoli, la loro destinazione d'uso, una destinazione d'uso così peculiare. Quindi una serata sicuramente emozionante. Non voglio togliere tempo appunto alla lettura del canto, e quindi lascio la parola e vi auguro una buona serata, un buon ascolto. Grazie. È mio compito ringraziare l'ammiraglio sia per la sua presenza, sia per averci accolto così generosamente e volentieri in questo luogo. E ringrazio anche il Comune per aver concesso al Comitato di Venezia del Dante Alighieri di avere questo evento durante il Salone Nautico. Oggi celebriamo anche la giornata della Dante, momento in cui si ricorda che cosa fa la Dante. La Dante fa corsi di italiano per immigrati e per stranieri, ma soprattutto noi facciamo anche qua a Venezia gli esami PLIDA, che è una certificazione riconosciuta a livello europeo con cui si può accedere alla cittadinanza italiana, ai corsi di formazione fatti dalla Regione, all'università. Quindi sono cose molto importanti. Facciamo anche altre cose culturali. Oggi è il primo giorno delle nostre celebrazioni dantesche in giugno. Celebrazioni che sono organizzate, come dicevo, in collaborazione con la Marina Militare, il Salone Nautico, che ringraziamo di cuore, ma anche con la Biblioteca Nazionale Marciana, l'Ateneo Veneto, la Procuratoria di San Marco e il Gritti Palace. Questo albergo ha una grande tradizione, rapporto albergo-letteratura, perché come molti di voi sapete hanno anche la firma di Hemingway, che alloggiò più volte al Gritti. Queste celebrazioni dantesche di giugno continueranno il 15 giugno con una conferenza su Venezia nella vita e nell'opera di Dante, di Luca Lombardo, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nei Saloni Sansovignani della Marciana, per cui ringraziamo il direttore Stefano Campagnolo, che è qui presente. E il 29 giugno nella Basilica di San Marco Riccardo Held leggerà l'ultimo canto del Paradiso, che in realtà è una preghiera alla Vergine, e questa lettura sarà preceduta e seguita dal coro di Diana D'Alessio, che canterà il Padre Nostro messo in musica sui versi di Dante e fatto da Verdi, e le laudi alla Vergine di nuovo messe in musica su versi di Dante da Verdi. Oggi il programma prevede la lettura del canto XXI dell'Inferno, che come tutti sanno contiene i famosi versi sull'Arzanà dei Veneziani, versi che sono in
direi in contatto col Salone Nautico, come diceva l'ammiraglio stesso, perché vi si parla di lavoro concreto sulle barche, oggi costruite in maniera diversa, ma sempre il lavoro di maestranze specializzate che producono appunto queste barche, una volta e adesso. Il canto verrà brevemente illustrato da Serena Fornasiero dell'Università di Venezia e verrà letto da Beppe Arena, attore di cinema, teatro, televisione, docente di teatro, regista di produzioni teatrali, di opere liriche, direttore artistico. Avete una piccola biografia nel programma che vi abbiamo dato. Infine ringrazio la dottoressa Marta Moretti e la dottoressa Beatrice Baracchi che ci hanno seguito passo a passo nei voucher, nelle entrate, che era stato tutto un po' complicato e che loro hanno risolto brillantemente. La parola ora alla professoressa Fornasiero. Grazie. Mi appoggio qui, ma lascia tutto. Io mi tolgo. Allora, buonasera. Mi unisco ai ringraziamenti per chi ci ha così generosamente ospitato e ci ospiterà nelle successive giornate di celebrazione dantesca. Come ha detto l'ammiraglio, è raro trovare un'occasione così opportuna in cui ci si trova nella cornice giusta per leggere un testo che parla proprio di questo posto qui. Il 21° canto dell'Inferno di Dante, che adesso sentirete interpretato dalla voce di Beppe Arena, è un canto straordinariamente divertente, movimentato, con dei personaggi diavoleschi che fanno delle cose teatrali, addirittura cinematografiche. Ed è però anche un canto che ha questa parvenza quasi giullaresca, associa degli ancoraggi solidi, per esempio ai testi sacri, come fra un attimo vi dirò, per esempio all'Ecclesiaste. Si capisce tutto. Capirete tutto, anche se la lingua è antica, è la lingua di Dante, ma non occorre essere specialisti per godere e afferrare il significato di questo canto. Quindi la mia introduzione serve solo a darvi degli elementi di contesto che vi permettano meglio di capire dove siamo nella geografia infernale e quale è la colpa per cui sono dannati i personaggi che si trovano in questo luogo, in questo canto. Siamo nelle male bolge, cioè nella parte più profonda dell'inferno di Dante. Questa geografia morale dell'inferno prevede che tutti siano dannati quelli che ci stanno dentro, però alcuni dannati in maniera più profonda e più grave. E quelli che stavano più in superficie erano i dannati per incontinenza, cioè quelli che non avevano saputo resistere alle tentazioni, oppure dannati perché eretici, ricorderete tutti il 10° canto, oppure dannati perché violenti, cioè in preda a istinti che coinvolgono la parte più bestiale dell'essere umano. Poi dal 17° canto questa parte finisce, col 18°, che è circa la metà dello sviluppo dell'inferno, col 18° canto si passa a un ambiente veramente abitato da brutti ceffi. Sono brutti ceffi, sono persone abbiette, veramente colpevoli in maniera sordidamente insopportabile, perché hanno peccato usando il raziocinio, usando l'intelligenza, cioè hanno usato per peccare, per fare del male agli altri, la parte che più accomuna l'uomo a Dio, e quindi hanno stravolto il dono più alto che il Creatore ha dato alle sue creature.
il posto dove questi fraudolenti vengono smistati e alloggiati a seconda delle colpe specifiche è un posto che complessivamente si chiama Malebolge. Si tratta di una specie di imbuto che ha un buco al centro, un imbuto rotondo, ha un buco al centro che va verso l'abisso degli abissi. È un luogo oscuro che ha un perimetro formato da un muro scurissimo e poi è organizzato in tanti fossati. Sono come delle pieghe del terreno, delle trincee concentriche e sempre più profonde. Per passare da un fossato, cioè da una bolgia all'altra, ci sono dei ponticelli di collegamento, e Dante li paragona questa struttura ai fossati che circondano certi castelli, solo che qui sono molto degradanti. E la cosa non risulta del tutto nuova a Dante, perché lui il territorio di Malebolge l'ha visto dall'alto, l'ha visto volando sulle spalle di un mostro che si chiama Gerione, che è metafora vivente della persona fraudolenta. È un mostro che ha una faccia di uomo saggio e onesto e rassicurante, ma poi un corpo di mostro preistorico con una coda di scorpione, pronta ad avvelenare a tradimento. E Dante aveva molta paura di salire in groppa a Gerione per farsi portare in volo, ma non c'era altro modo di raggiungere il territorio di Malebolge, perché Malebolge è separato dalla parte alta dell'inferno da un dirupo verticale, una parete di 6° grado, e quindi non si può fare altro che volare. E già questo contribuisce al taglio cinematografico di questi canti che circondano quello che leggiamo stasera, perché questo volo a spire concentriche fatto da Gerione con in spalla Dante e Virgilio è un po' come un volo visto da un drone, cioè dall'alto. E poi sentirete che in questo canto i colpi di scena, i personaggi, le battute di dialogo diretto sono veramente teatrali o cinematografiche. Ora, il canto è inutile che io ve lo racconti perché lo sentirete, ma è abbastanza divertente che cominci parlando di questi due intellettuali così lontani nel tempo, Dante e Virgilio, che parlano camminando fianco a fianco, quasi dimenticandosi che sono nell'inferno. Parlano di letteratura, probabilmente, Dante non ci dice di cosa stanno parlando, ma di qualcos'altro che non è l'inferno. Ma il canto poi finisce con rutti e una scoreggia, che sono prodotti dai diavolacci, diavolacci di cui sappiamo anche i nomi, in gran parte inventati da Dante, tutti nomi parlanti. Pare che alcuni di questi nomi fossero già nella tradizione dei fabliaux, insomma della letteratura giullaresca antico-francese, ma certo Dante ci ha messo del suo costruendo questo episodio che è straordinariamente interessante e anche divertente. Vorrei dire solo una cosa prima di passare la parola a Beppe Arena, cioè che questo è il canto in cui si parla dei barattieri, cioè la punizione dei barattieri, ed è un argomento molto delicato perché i barattieri sono dei personaggi veramente laidi. Il termine però può essere inteso in due significati lievemente diversi. Nella lingua comune dei tempi di Dante, chi faceva baratteria era uno proprio
un malfattore di mezza tacca, cioè uno che faceva dei traffici, dei sotterfugi, che pensava solo al denaro, che non aveva nessuna moralità. Però nel linguaggio tecnico della giurisprudenza il barattiere è chi guadagna abusivamente dalla sua carica pubblica. Ora tutti voi sapete che Dante è stato mandato in esilio con accusa di baratteria. Quindi lui qui mette in scena i veri barattieri, cioè quelli che lui reputa colpevoli, quasi implicitamente dicendo: ma io naturalmente non sono di questi. E per togliere ogni dubbio, questi barattieri che sono intravisti da Dante, tranne uno che è proprio chiamato con nome e cognome, sono tutti di Lucca. Quindi questo è un canto pesantemente antilucchese. C'è da chiedersi come mai Dante se la prenda con i lucchesi, che di solito non sono suoi obiettivi polemici. E probabilmente, insomma, l'ipotesi dei commentatori della commedia è che intorno al 1309 Lucca, che era ospitale nei confronti dei fuoriusciti fiorentini perché aveva un governo favorevole ai Guelfi bianchi, intorno al 1309 abbia invece cambiato versante, sia diventata una città guelfa nera, che ha messo proprio il divieto di accogliere i fiorentini bianchi. E quindi Dante, che forse aveva fatto qualche progetto e che era stato per un periodo sicuramente a Lucca, si è trovato spiazzato, non ha potuto più pensare di trasferirsi lì e dunque avrebbe riversato delusione e astio in questo canto. Godetevelo, passo la parola a Beppe Arena e lo ringrazio a nome di tutti noi. Vuoi questo o sei... No, uso questo. Così, di ponte in ponte, altro parlando che la mia comedia cantar non cura, venimmo. E tenavamo il colmo, quando restammo per veder l'altra fessura di Malebolge e gli altri pianti vani, e vidila mirabilmente oscura. Quale nell'Arzanà de Viniziani bolle l'inverno la tenace pece, a rimpalmare i legni lor non sani, che navicar non ponno in questa vece, chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi e altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa. Tal non per foco, ma per divinarte bollia laggiuso una pegola spessa, che inviscava la ripa d'ogni parte. Io vedea lei, ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutta e riseder compressa. Mentr'io laggiù fisamente mirava, lo duca mio dicendo: guarda, guarda, mi trasse a sé del loco dov'io stava. Allora mi volsi, come l'uom cui tarda di veder quel che gli convien fuggire, e cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugia il partire, e vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire. Ahi, quant'egli era nell'aspetto fero, e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'ali aperte sovra i piè leggero. L'omero suo, che era aguto e superbo, carcava un peccator con ambolanche, e quei tenea de piè ghermito il nerbo. Del nostro ponte disse: «Oh malebranche,
Ecco un degli anziani di Santa Zita. Mettetelo sotto, che io torno per anche a quella terra che ne è ben fornita. Ognuom ve barattier, fuor che bonturo, del no per li denar vi si fa ita. Laggiù il buttò e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitarlo furo. Quel s'attuffò e tornò su convolto, ma i demon che del ponte avean coperchio gridar: qui non alloco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio, però se tu non vuoi di nostri graffi non far sovra la pegola soverchio. Poi gli addentar con più di 100 raffi e disser: coverto convien che qui balli, sì che se puoi nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuoci ai lor vassalli fanno attuffare in mezzo alla caldaia la carne con gli uncin, perché non galli. Lo buon maestro, a ciò che non ti paia che tu ci sia, mi disse, giù t'acquatta dopo uno scheggio, ch'alcun schermo taia. E per nulla offension che mi sia fatta, non temer tu che ho le cose conte, perché altra volta fui a tal baratta. Poscia passò di là dal co del ponte, e come il giunse in sulla ripa sesta, mestier li fu d'aver sicura fronte. Con quel furore e con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, usciron quei di sotto al ponticello e volsal contra lui tutti i runcigli, ma il gridò: nessun di voi sia fello. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avanti l'un di voi che moda, e poi da runcigliarmi si consigli. Tutti gridaron: vada, ma la coda, perch'un si mosse, e gli altri stetter fermi. E venne a lui dicendo: che li approda? Credi tu, Malacoda, qui vedermi esser venuto? Disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro? Lascian andar, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo cammin silvestro. Allor li fu l'orgoglio sì caduto che ei si lasciò cascar l'uncino ai piedi e disse agli altri: omai non sia feruto. E il duca mio a me: o tu che siedi tra gli scheggion del ponte quatto, sicuramente omai a me ti riedi. Perch'io mi mossi e a lui venni ratto, e i diavoli si fecer tutti avanti, sì ch'io temetti che ei tenesser patto. Così vidi già temer li fanti che uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. I m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca, e non torceva gli occhi dalla sembianza lor, che era non buona. Ei chinavan li raffi e: vuoi che il tocchi? Dicevan l'un l'altro: in sul groppone? E rispondien: sì, fa che gliel'accocchi. Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: posa, scarmiglione. Poi disse a noi: più oltre andar per questo scoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. E se l'andare avante pur vi piace, andatevene su per questa grotta. Presso è un altro scoglio che via face. Ier più oltre 5 ore che quest'otta, 1266 anni compie che qui la via fu rotta.
Io mando verso là di questi miei e riguardarsi alcun se ne sciorina, gite con lor che non saranno rei. Traite avante, Alichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo e Barbariccia, guidi la decina, Libicocco Vegnoltre e Draghignazzo, Ciriatto Sannuto e Graffiacane e Farfarello e Rubicante Pazzo. Cercate intorno le boglienti da pane, costorsian salvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sovra le tane. O me, maestro, che è quel chi veggio? Dissi. De senza scorta andianci soli, se tu sair, chi per me non la cheggio. Se tu sei si accorto come suoli, non vedi tu che digrignano i denti e con le ciglia ne minaccian duoli? Ed egli a me, non vo che tu paventi, lasciali digrignar pura lor senno, che fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta dienno, ma prima avea ciascun la lingua stretta coi denti verso l'orduca per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta. Grazie. Scusate, ma qui svolazzava tutto. È stata un'impresa. Grazie. Grazie. Possiamo? Grazie. Scusate, ma svolazzava tutto. È stato complicato. Bonturo, non abbiamo detto chi è? Adesso lo dico perché... Esatto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Ringrazio moltissimo Beppe Arena. Scusate il paio di problemi che ho avuto, ma tenere i fogli a leggere è stato complicato. E siccome appunto c'è ancora un piccolo margine, vi volevo dare qualche altra informazione, perché io ho detto così spavaldamente che si capiva tutto, ma forse qualcosa ancora si poteva dire. Comincio dalla fine. Allora, Bonturo. Chi è questo Bonturo? A un certo punto si dice che a Lucca sono tutti barattieri, forché Bonturo. Questo Bonturo, ci dicono i commentatori antichi e le cronache antiche, era il più barattiere di tutti, era proprio un farabutto, e quindi è antifrastica questa affermazione di Dante. E questa diciamo è una cosa tecnica. Poi si parla dei fuoriusciti di Caprona, e questa è la battaglia di Campaldino. Dante l'ha combattuta, era un feditore a cavallo e i fiorentini hanno vinto. Dopo la battaglia la città perdente, l'esercito perdente, ha patteggiato un'uscita non del tutto ingloriosa dalla città di Caprona, e l'esercito perdente è stato fatto mettere in fila indiana, come sappiamo dalle cronache, e ogni uomo è passato fra due ali di nemici vincitori e armati, ed erano terrorizzati questi che uscivano da Caprona, perché temevano che da un momento all'altro i vincitori gli avrebbero fatto la festa, come appunto sta mimando la signora. Qui le parti sono invertite. Dante, che a Campaldino ha vinto, era dalla parte dei vincitori, qui si immedesima nei perdenti, perché lui è costretto a passare fra i diavoli armati di uncino, e quindi ha paura, sapendo che i diavoli non mantengono la parola data, ha paura che a tradimento gli diano qualche graffione con gli uncini. Un'altra cosa di cui vale la pena di parlare è quella lunga, e che più ci interessa, similitudine con i lavori dell'Arzanà. Si dice esplicitamente che questo lavoro di restauro sulle navi dei veneziani viene fatto d'inverno,
viene fatto d'inverno perché d'inverno non si può navigare e quindi i veneziani approfittano dei giorni di freddo per usare la pece che serve a sigillare le fessure delle navi e a metterci la stoppa, eccetera, e per mettere le funi nuove che vengono attorcigliate nelle corderie, che non so se ci fossero già all'epoca queste lunghe che ci sono adesso, saranno state più corte. Però noi sappiamo che Dante è stato a Venezia in una ambasceria che gli era stata affidata in settembre, nella prima metà di settembre del 1321. Quindi in quell'occasione non ha potuto vedere i lavori che fervono d'inverno nell'Arzanà dei veneziani. Questo ci dà da pensare, perché la descrizione è talmente realistica che ci dà da credere che Dante l'abbia visto con i suoi occhi, ma in un'altra occasione. Deve esserci stato negli anni precedenti d'inverno. Ora lancio con questa scusa l'invito a venire a sentire Luca Lombardo il giorno 15, perché lui parlerà di questo, parlerà dei rapporti fra Dante e Venezia e dell'ipotesi che ci siano state occasioni precedenti non documentate con certezza in cui forse quando era a Verona Dante è stato nel periodo invernale e ha potuto vedere con i suoi occhi i lavori dell'Arzanà. Avete delle curiosità? Ma certo, buonissima idea. Con le pagine volanti. Sì. Quale nell'Arzanà dei veneziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare legni lor non sani, che navicar non ponno in quella vece, chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi e altri volge sarte, chi terzerruolo e artimon rintoppa. Tal non per fuoco. Scusate ancora, ma leggere e tenere i fogli è stato complicato. Grazie a voi, grazie. Ringraziamo Beppe Arena per questa bellissima lettura del canto ventunesimo dell'Inferno. Ringrazio Serena Fornasiero, ringrazio l'ammiraglio che forse vuole dire qualche cosa, ma le siamo molto grati, e ringrazio il pubblico di averci seguito. Grazie a tutti.